Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura, la 17ª di una lunga serie. Ci siamo occupati di tanti argomenti e spesso tra queste puntate si è parlato di biodiversità. Abbiamo parlato di biodiversità in senso lato, cioè in agricoltura, la biodiversità in agricoltura. Abbiamo parlato anche di biodiversità specifiche, per esempio la puntata dedicata alla conservazione delle razze avicole. Oggi con il collega dottor Renzo Converso di Veneto Agricoltura, il collega di Veneto Agricoltura, parleremo invece di conservazione di varietà di cereali. Quindi Varietà locali, sì. di varietà locali di cereali. È un argomento molto specifico ma davvero interessante. Per quale motivo? Perché si sta cercando di conservare e di recuperare delle varietà antiche di cereali che facevano parte del nostro patrimonio, della nostra agricoltura e che oggi si sta cercando di recuperare anche attraverso un progetto regionale legato al PSR. Renzo, introduciamo un attimo questo importante tema particolare, ma davvero interessante e particolare. Di cosa si tratta? Di qual è questo progetto innanzitutto di cui ho fatto cenno? Allora, diciamo, il primo approccio, il primo avvicinamento che ha avuto Veneto Agricoltura con la biodiversità, che fra l'altro rappresenta uno dei suoi compiti istituzionali, nell'ambito ovviamente dei cereali, perché è esteso anche alla biodiversità animale e vegetale. Comunque il primo avvicinamento è avvenuto appunto negli anni 2000, quando la Regione Veneto aveva affidato uno specifico progetto di ricerca all'Istituto Strampelli di Lonigo, con il quale poi noi avevamo Chi era collaborato. Strampelli, scusami? Strampelli è stato un grande genetista che nacque e lavorò soprattutto nel periodo, diciamo, dopo la prima guerra mondiale fino al 1935. Cioè, praticamente il suo operato constò proprio nel fatto di riuscire a creare delle varietà che fossero tolleranti alle ruggini, perché effettivamente vivevano in ambienti in cui vi era una grande pressione per queste critogame, per queste malattie fungine. Era riuscito ad abbassare la taglia con l'avvento, cioè con l'incrocio di una varietà, lo dice il nome Akagomugi, che era una varietà giapponese, non aveva nessun interesse da un punto di vista agronomico, però questa era una varietà nana che era riuscito a recuperare un po', portando su del materiale da tutto il mondo, era stato un giramondo, e era riuscito a tirare fuori delle varietà che erano classificate come resistenti, precoci e inallettabili. Benissimo, questo è Strampelli, Istituto Strampelli di Lonigo. Scusami, questo è il genetista al quale poi, per commemorare la sua memoria, il suo operato, è stato dato anche il nome all'Istituto di Lonigo, che adesso anche citeremo più volte. Sì. Ok, comunque praticamente è stato affidato questo incarico per cercare di recuperare. È stato un lavoro molto certosino, perché si è andati anche in cerca proprio per le campagne, a contatto con degli agricoltori che erano degli hobbisti appassionati, che avevano del materiale proprio in granaio di loro nonni, eccetera. Si è riuscito a recuperare, praticamente conservare e caratterizzare 283 accessioni di frumento e circa, credo 95 di mais a fecondazione libera. Praticamente questo che cosa ha comportato? Quindi questo era un grande patrimonio. Perfetto, che stava scomparendo. Che stava scomparendo, quindi il fatto di poterle recuperare, catalogare, caratterizzare ci permette di averle adesso all'interno di una banca che viene chiamata Banca di Esmoplasma. Dove si trova questa banca? La Banca di Esmoplasma si trova presso l'Istituto dello Strampelli. E in cosa consiste? Consiste in una cella frigo. Però io l'ho visitata, si può anche visitare previo accordo, è una cosa molto bella anche se è una cella, perché sembra di entrare un po' in un'orificeria. Non c'è una cassaforte, c'è appunto questa banca del germoplasma, che non è altro che una stanza di 3-4 metri quadri, in cui sono catalogati praticamente tutte queste varietà all'interno di bustine di nylon sottovuoto a una temperatura controllata di 4 gradi centigradi. E rappresentano dei gioielli, anche se non lo sono, perché perdere ovviamente anche i semi di una sola bustina vorrebbe dire perdere il patrimonio che noi abbiamo a disposizione. Ascolta Renzo, ma ti chiedo, per quale motivo allora è andato perduto? C'è stato il rischio di perdere queste varietà? Ecco, bisogna essere onesti, il nostro compito è anche quello. Queste varietà non sono produttive, cioè praticamente sono state sorpassate dalle varietà moderne, che hanno delle produzioni, intanto perché
uno possa capire che si aggirano anche sugli 80-90 quintali. E invece queste le varietà, parlo della generazione, cioè le varietà che aveva inventato lo Strampelli, il genetista, erano decisamente migliori rispetto a quelle precedenti, che creavano solo delle carestie perché si allettavano, arrivavano sui 25-30 quintali. Allettavano significa che con il vento, con il brutto tempo... La statura molto elevata, ci sono anche dei frumenti, se guardiamo sui sacri testi, che sono più alti delle persone che andavano in campagna, degli agricoltori, quindi possono arrivare anche 1,80 m, mentre lo Strampelli, come dicevo quindi prima... immaginiamo del frumento alto 1,80 m, arriva del vento. Sì, perfetto, esatto, un temporale come quelli che sono solidi, che creano anche dei forti malani, abbiamo visto anche in questi giorni, provocavano proprio l'allettamento del raccolto, poi c'era una pregerminazione dei semi che a contatto con l'acqua del temporale germinavano e quindi praticamente non si riusciva a tirare su niente. Questo è il motivo per cui c'erano delle miserie in campagna, c'era della povertà, era dovuto anche proprio a questa non recuperabilità, diciamo, dei materiali si ha pensato Strampelli? No, scusa. Si è pensato Strampelli a venirne fuori da questo grosso problema? Allora sì, Strampelli come genetista praticamente riuscì a ridurre la taglia e a trovare queste varietà che potevano essere diciamo resistenti alle ruggini, erano inalettabili perché effettivamente si era ridotto molto la statura, erano arrivate circa 80 cm. Adesso questo processo di selezione continua anche nei programmi di miglioramento genetico delle moderne ditte sementiere che producono frumento a tutt'oggi. Ecco, dicevo, comunque, ritornando al discorso della banca del germoplasma, questa dà la possibilità di avere, diciamo, un patrimonio per la società, nel senso che veramente è un qualcosa di cui noi possiamo essere fieri. L'unico limite è che effettivamente se noi andassimo a chiedere, per esempio anch'io che sono un appassionato, chiedessi all'Unigo, con cui anche poi un grandissimo rapporto di amicizia perché ci lavoro insieme, se mi dessero dei semi, probabilmente me ne darebbero a livello di qualche decina, oppure mi negherebbero, non per maleducazione ma soprattutto per motivi istituzionali, che per poter tenere all'interno della banca questi semi, e perché sono pochi, perché si parla di mezzo chilo, 1 chilo al massimo, e potrebbero servire per motivi istituzionali di ricerca. Quindi l'obiettivo di questo progetto, che ricordiamo, però è importante ricordare che c'è una squadra che ci lavora su questo importante progetto. Sì, esatto. Quindi non solo Veneto Agricoltura con la sua azienda pilota sperimentale di Ceregnano in provincia di Rovigo, non solo l'Istituto Strampelli di Lonigo, ma ci sono anche altri organismi. Ecco, esatto, praticamente. O meglio, degli istituti agrari. Esatto, allora in questa fase di moltiplicazione, partendo da piccole quantità di seme, proprio per tenere un po' di seme disponibile per poi arrivare anche a un'iscrizione a un registro nazionale delle vecchie varietà, c'è una squadra di persone con buona volontà che stanno facendo questo lavoro. Allora c'è l'Istituto Lonigo per forza, perché alla banca c'è un plasma e ci fornisce il seme di cui abbiamo bisogno, poi c'è Veneto Agricoltura con le sue aziende sperimentali, giustamente come hai detto tu, noi abbiamo localizzato questo lavoro presso l'azienda pilota dimostrativa di Ceregnano, anche dei terreni molto buoni e fertili, quindi danno delle produzioni, cioè si addicono molto alla cerealicoltura, eccetera. E poi c'è una squadra proprio degli istituti agrari. Allora, cercando di citarli tutti, da nord a sud, andiamo da nord a nord, in montagna, partiamo da Belluno a Feltre, c'è l'Istituto della Lucia, poi tornando giù c'è l'Istituto Parolini di Bassano del Grappa di Vicenza, a Buttapietra, Verona, c'è il Bentegodi. Poi abbiamo l'Istituto Sartor di Castelbardo Veneto, qui a Padova abbiamo il Duca degli Abruzzi, l'Istituto Duca degli Abruzzi, e giù a Rovigo abbiamo il Marchesini. Ecco, questi sono un gruppo di centri di conservazione, di moltiplicazione, che preferiamo chiamarli, e a cui è affidato questo compito di moltiplicare per cercare di aumentare un po' la consistenza iniziale della banca del germoplasma. Prego. Nel momento in cui avremo a disposizione una quantità maggiore, cosa ne faremo? Allora, l'obiettivo è di avere un quantitativo che si gira sempre di chili, non di quintali, che dovranno essere ovviamente moltiplicati con un protocollo di lavoro, ovviamente su parcelle anche molto piccole, con delle macchine parcellari, perché si tratta sempre di piccole dimensioni, quindi ci vogliono delle seminatrici per mettere parcellari. Ecco, una volta avuto questa quantità di seme, che deve, sottolineo, deve avere le stesse caratteristiche
del seme della Banca del Germoplasma, quindi ci vuole un protocollo molto rigoroso da seguire e queste piante di frumento devono essere seguite proprio per vedere che non ci siano dei fuoritipo che devono essere eliminati strada facendo, cioè vengono seguite diciamo lungo tutto il ciclo vegetativo della pianta, da quando vengono seminate per vedere che non ci siano danni da freddo eccetera eccetera, e soprattutto la spiegatura perché è il momento in cui si riesce a capire se c'è qualche fuoritipo o qualche pianta virusata che non corrisponde. Quindi ogni varietà deve avere una sua carta di identità precisa, esatto, e quella deve rimanere. Ecco, con questa si va in campagna con un po' di esperienza, bisogna farla, e si cerca appunto di eliminare qualora ci sia qualcosa che non va bene. Una volta avuto, scusa che non ti ho risposto immediatamente, una volta avuto questa disponibilità di seme, i progetti Bionet di cui tu prima parlavi, una puntata è stata dedicata anche a Bionet. Perfetto, sì. Prevedono appunto l'iscrizione, cioè una cosa un po' ambiziosa, ma prevedono l'iscrizione a un registro nazionale di varietà da conservazione consolidato appunto dal Ministero, dal MIPAF. Certo. Quindi prevede una domanda, la legge 2328 del 2014, sì, quindi è molto recente, sì, proprio perché era stata proprio preparata proprio in funzione di questo progetto, perché ovviamente avendo questo seme a disposizione poi si cercava proprio l'iscrizione a questo registro. Che cosa prevede? Prevede questa domanda che vi sia riportato il nome botanico della specie, il nome della varietà, con eventuali sinonimi o addirittura dei soprannomi che possono essere identificativi. Me ne ricordi qualcuno di questi nomi? Sì, guarda, posso dirti questo, no? È un esempio ovviamente, potrebbe essere, non so, che si trova il mais pinco pallino che però l'agricoltore lo ricorda come la varietà Denton, perché effettivamente ha una cariosside molto grossa, magari simile a un'unghia più grossa rispetto a quelle... Una località particolare. Esatto, dove è stato trovato questo seme, individuato seme, ci sono anche di nomi dialettali che ricorrono appunto nel mondo. Quindi noi riusciamo a recuperare il Denton, a moltiplicarlo, sì, in quantità sufficiente, sì, poi da chi sarà poi quel seme utilizzato? Allora, perfetto, allora, e poi andiamo a chiusura perché il nostro tempo sta per concludere. Sì, va bene, allora volevo dire questo, è importante poi una documentazione storica che dimostri che quel determinato prodotto, quella determinata semente sia legata al territorio veneto, e poi in ultima analisi deve essere moltiplicata in determinate zone del Veneto, e alla fine ci deve essere una persona di riferimento, un istituto che ha la responsabilità di mantenere in purezza quel seme a cui poi si potrà accedere per avere delle piccole quantità per motivi potrà accederci chi? Un agriturismo che vorrà... Sì, generalmente adesso io ho parlato di 283 cessioni, sì, noi stiamo lavorando su un quantitativo decisamente ridotto, su una ventina circa, sì, okay? Io ne ho 7 per esempio, che le ho appena traviate perché effettivamente siamo reduci delle treviature, però ecco, questi qua sono un po' quelle che un domani forse potranno essere interessanti per cercare di trovare uno sbocco anche in termini proprio di filiere agroalimentari di varietà che erano legate al territorio, quindi dare un risvolto economico a tutto. Renzo, grazie, il nostro tempo è terminato, un argomento che potrebbe essere sviluppato e approfondito ulteriormente, però siamo riusciti a dire che in questa nostra regione si sta lavorando anche per recuperare e conservare delle varietà che siano animali o vegetali, che hanno fatto parte, che sono appartenute al patrimonio storico e culturale appunto della nostra agricoltura. Un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima settimana.